Cari amici, buon pomeriggio e benvenuti a questa diretta streaming della seconda giornata dei campionati regionali assoluti di atletica. E, diciamo, la massima manifestazione per quanto riguarda l'atletica nel Veneto, alla quale sono ammessi a partecipare atleti del settore assoluto, e quando si dice settore assoluto si intende dalla categoria allievi in avanti fino alla categoria senior. Questa è la seconda giornata. Nella giornata di ieri, dal campo qui di Bassano, campo Santa Croce di Bassano, uno dei pochissimi campi del Veneto riservati esclusivamente all'atletica, abbiamo seguito nella prima giornata delle gare interessanti. Il programma della prima giornata ci ha fornito già dei dati piuttosto interessanti, cominciare dalla velocità al mezzofondo e ai salti. Oggi nella seconda giornata avremo alcuni dei migliori atleti in campo nazionale impegnati nelle gare del programma della seconda giornata. Si sa, nell'atletica il programma di gare si divide in due giornate e quindi gli atleti possono prendere parte praticamente nell'arco della manifestazione di 2 giorni, possono prendere parte a 2 gare. Le gare sono già iniziate, praticamente c'è stato un prologo fuori dalla diretta con la gara del lancio del martello, gara che è stata vinta con la misura di 57,03 dal portacolori della Industria Padova, Michele Friso, davanti a Marco Piva dell'Atletica Vicentina e poi Giuseppe Cazzavillan dell'Atletica Vissavano. Marco Piva 50,50, Giuseppe Cazzavillan 47,03, primato personale in questa manifestazione. Quindi la prima gara si è già conclusa di questa seconda giornata. Ora sta iniziando la gara del salto in lungo femminile, anzi vorrei dire che è già iniziata in effetti, e sono impegnate una ventina di concorrenti in questa gara. Su tutte spicca il 6,02 di Eleonora Andreis dell'Atletica Valpolicella, che è l'atleta di gran lunga più quotata tra le concorrenti iscritte a questo campionato regionale. Buono anche il 5,59 di un'altra veronese, Anna Coltro. Poi al di sopra dei 5 metri con 5,30 troviamo Elena Soligo della Silca Conegliano, e quindi diciamo che probabilmente sarà ristretta a queste 3 concorrenti la lotta per la vittoria in questa gara. In questo momento, tanto abbiamo visto, in questo momento è in pedana la portacolore del Bentegò di Consuelo Mantovani. Si sta misurando il suo salto, un salto forse poco inferiore ai 5 metri, vediamo se è così. Consuelo Mantovani ha un personale di 4,75, 4,79 in questo salto, quindi già arriva al primato personale l'atleta. E allora andrà in pedana proprio Anna Coltro. Andiamo a inquadrare, la vediamo inquadrata nella rincorsa, l'atleta veronese, e sembra piuttosto buono questo salto di Anna Coltro, che becca giusto la tavoletta, qualche millimetro tra lei e la plastilina. Vediamo la misura, che Anna Coltro ha un personale di 5,59. Vediamo cosa ottiene con questo primo salto l'atleta veronese. Un leggero vento a favore potrebbe favorire. 5,55, a solo 4 centimetri dal primato personale. E con questo salto si porta al comando l'atleta veronese. Ma poi vedremo anche la risposta di Eleonora Andreis. Intanto c'è un'altra atleta che ha un personale superiore ai 5 metri, si tratta di Giada Bozzelli, che però ottiene nullo al primo salto. Giada Bozzelli gareggia per i colori dell'Atletica Coin di Venezia, maglia nera classica della società veneziana. Oltre al salto in lungo sta per iniziare anche la gara del salto in alto maschile, una gara che si preannuncia di ottimo livello tecnico, soprattutto per la presenza della portacolori della Biotecna Marcon,
Eugenio Rossi, che proprio la settimana scorsa si è portato a 2,24, quindi dimostra di essere in grande crescita l'atleta in forza al sammarinese. Un atleta è sammarinese, questo atleta che gareggia per i colori della Biotecna Marcon, una società veneziana che ha allestito una compagine piuttosto agguerrita e che quindi milita nella massima serie, cioè praticamente dopo il secondo turno di gare del campionato di società è la prima società del Veneto nella classifica provvisoria al quinto posto in Italia, quindi sta scalando le classifiche nazionali la società guidata, allestita dal presidente Guerrino Boschiero e pescando ovviamente atleti di grande valore un po' in tutta Italia, quindi è chiaro che per riuscire ad allestire una compagine in grado di farsi valere a livello nazionale è necessario andare a reclutare atleti un po' di qua, un po' di là, insomma, quindi la Biotecna Marcon si presenta come la più agguerrita. Nel panorama regionale diciamo che è un po' in ribasso la stella della Industria Padova, anche perché sono stati un po' ridimensionati, diciamo così, i piani della società e quindi questo cioè, si sta puntando più sul vivaio, sul giovanile, per cercare di far crescere i giovani del vivaio, e questa è una politica che sicuramente va a valorizzare i giovani della zona padovana, diciamo così, della zona della provincia anche. Sono numerose le società che contribuiscono ad arricchire le file della Sindustria Padova, la Sindustria Padova che in questo momento si trova, se finisse così la qualificazione, si troverebbe in argento, ma oggi questa manifestazione è valida anche come terza prova del campionato di società, quindi molte società cercheranno di incrementare, di aumentare il bottino di punti per cercare di migliorare la classifica. Tanto vediamo il primo salto di Leonora Andreis. Leonora Andreis è la più quotata delle atlete in gara. Vediamo quanto vale questo salto dell'atleta veronese. (5,55) è la misura con cui Anna Coltro sta guidando la classifica, e per Eleonora Andreis 5,73 si porta al comando della gara con questo primo salto, e non molto lontano anche dal primato personale. Potrebbe essere l'occasione, perché questa leggera brezza, l'occasione per migliorare il suo personale, che è già superiore ai 6 metri, quindi la soglia dell'eccellenza, diciamo, nel salto in lungo per quanto riguarda il settore femminile. Prosegue la gara del lungo, ma si stanno scaldando i concorrenti del salto in alto. Avevo interrotto il discorso sulla gara del salto in alto con presentando così la figura dell'atleta più rappresentativo di questa gara, quel Rossi, che in forza alla Biotecna Marcon, Eugenio Rossi, si è portato, dicevo, a 2,24, poi al di sopra dei 2 metri in questa gara troviamo Guido Rado della Industria Padova, poi con 2,01 Matteo Borsetto dell'Atletica Nevi, 2,03 per Tobia Vendrame della Silca Ultralight Vittorio Veneto, e c'è il ritorno alle gare dopo più di un anno del giovane Davide Spigarolo, figlio, per chi non lo sapesse, di Gabriella Dorio e di Carlo Spigarolo. Davide Spigarolo, che in carriera è riuscito a saltare fino a 2,16, quindi dopo un lungo infortunio dal quale sembra essere uscito, Davide Spigarolo ritorna alle gare, quindi vedremo a che punto è la sua preparazione in questo suo ritorno alle gare. Per quanto invece riguarda le gare di corsa, dovremo attendere ancora qualche minuto, perché la prima gara di corsa è prevista per le ore 16:30, quindi non molto da attendere, tra l'altro, e ci sarà la prima serie, la serie unica dei 400 ostacoli donne, che tra poco andremo a presentare. Mentre nel lungo mi pare che siamo arrivati siamo ancora al primo turno di salti, benissimo, quindi, e non è ancora iniziato il salto in alto maschile.
in pista, dicevo, ci saranno, la prima gara sarà quella di 400 ad ostacoli femminili, nei quali si correrà un'unica serie. Sono 4 le atlete iscritte, ma è anche di buon livello questa gara, unica serie con tutti atlete che hanno personali inferiori all'1,10, quindi in corsia 2 correrà Alessandra Solomon della Silca Conegliano, che ha un tempo di accredito di 1,04,96. In 2, sempre per la Silca Conegliano, Sara Debi, che è accreditata di 1,08,99. Poi in 4, allora in 3 Sara Debi, in 4 Danita Jones dell'Insieme New Food Verona, 1,5,56 il suo tempo, ed in corsia 5 l'atleta con la miglior tempo di accredito, Eleonora Morao, proveniente dall'Atletica Vedelago, che ora è in forza alla Silca Conegliano, che ha un tempo di accredito di 1,02,64. Quindi probabilmente le 2 atlete più quotate sono ai 2 estremi della pista, Alessandra Solomon in corsia 2 e Eleonora Morao della Silca Conegliano in corsia 5. Poi si correrà una serie unica anche per quanto riguarda i 400 ostacoli uomini, e anche di buon livello, quindi successivamente andremo a vedere anche questa gara. E siamo sempre in attesa dell'inizio della gara di salto in alto, che ovviamente andremo a seguire quando si arriverà alle misure più elevate, mentre abbiamo visto un salto nel lungo di Luisa Sinigaglia della Sindustria Padova, un'atleta eclettica che sa farsi valere un po' in tutte le specialità. Per la verità quest'anno il suo miglior risultato della giovane atleta junior il suo miglior risultato è nel giavellotto, dove ha ottenuto, anzi ancora della categoria lieve, Luisa Sinigaglia ha ottenuto nel giavellotto 49 metri 49 metri, quindi non molto lontano da quella soglia dei 50 metri che sono l'eccellenza. A proposito di giavellotto, poi avremo un significativo duello in questa gara tra la più esperta Maddalena Purgato, pur essendo ancora giovane, e la giovanissima Ilaria Casarotto, che ha ritoccato recentemente il già suo primato italiano di 56 metri, portandolo oltre i 57 metri. Quindi sicuramente assisteremo a uno splendido duello tra l'atleta più esperta, più anziana, che comunque non è molto anziana perché è dell'89, quindi ha 25 anni, e la giovanissima Ilaria Casarotto. Questo per quanto riguarda le gare che poi seguiranno. Intanto continuiamo a seguire il salto in lungo, perché ancora non sono pronte le concorrenti dei 400 ad ostacoli. Nel lungo in pedana Giulia Valentini del CUS Padova, da giovanissima atleta della categoria lieve del 98, quindi si sta affacciando ora al settore assoluto. 4,87 il suo personale, questo non dovrebbe essere molto lontano dal suo personale, e una potenzialità che probabilmente vedremo affiorare nelle prossime gare, anche nel proseguo della stagione, ma anche nelle prossime stagioni. 4,79 intanto per lei in questo salto. A proposito di salto in lungo, non molto lontano da questo campo si allena e fa attività una certa Beatrice Fiorese, che oggi è impegnata nel campionato italiano di prove multiple in Alto Adige, e che ha già saltato a 6,27, quindi una giovanissima atleta, anche lei della categoria lieve, che sta scalando le classifiche nazionali, tra l'altro in grado di esprimersi ad altissimo livello un po' in tutte le specialità. Proprio ieri ha ottenuto il primato personale nei 200 metri con 24,61 al campionato italiano di prove multiple. Un atleta di notevolissima potenzialità, che proviene dal bacino di Cassola, non molti chilometri cioè qualche chilometro di distanza da questo campo, dove negli ultimi tempi stanno crescendo fiori atletici di notevole livello, di notevole valore, e che
quindi vedremo nei prossimi anni sicuramente ai massimi livelli. Oltre a Beatrice Fiorese ci sono altri atleti che stanno crescendo in questa società. Ancora un salto di Anna Coltro, 5,55 è il suo primo salto, ma questo è nullo, quindi non si migliora l'atleta del Bentegò di Verona. E questo salto di Giada Bozzelli del Queen Venezia questa volta è buono, vediamo quanto le vale, ma non sembra tale da arrivare al primato personale. Ha un personale di 5,07 la portacolori del Queen Venezia, anche lei vediamo se si gira il tabellone, ma purtroppo non. 4,74, non si migliora Giada Bozzelli con questo salto. Dopo di lei ci sarà Sara Reato dell'Atletica Riviera del Brenta. Già saltato Sara Reato, quindi ora è il turno di Chiara Giubilato. Silca Conegliano, anche lei è alla ricerca dei 5 metri e purtroppo un'altra bandiera rossa si alza dal giudice di pedana. Intanto è iniziata anche la gara del salto in alto maschile, gara che ci riserverà le cose migliori, si presume fra una mezz'oretta, forse qualcosa di più. Intanto siamo a 1,60 m con tutti i concorrenti in gara. Quindi rimaniamo con le immagini ancora nella pedana del salto in lungo con Sara Aiani della Lupatotina, Valpolicella Lupatotina, atleta che si esprime bene nel salto in alto ma sa farsi valere anche nel lungo. Vediamo la misura, lei ha un personale di 4,85, forse questo è leggermente inferiore. Chiedere un minuto di silenzio, chiediamo che le pedane siano bloccate le gara. Ieri purtroppo è dovuto marcare 4,94, si ottiene il primato personale in questo salto Sara Aiani della Lupatotina Verona, un atleta della categoria lieve del 98, quindi primo anno di categoria che è in grande crescita negli ultimi tempi. 4,94. Ora è il turno di Anna Pasqualini della Libertas San Biagio e poi ci sarà Eleonora Andreis al suo secondo salto dopo un primo salto nullo. No, anzi no, non era nullo, era 5,73 ed è la misura con la quale sta guidando la gara. Si sta intanto osservando un minuto di silenzio. Si sta osservando un minuto di silenzio per la scomparsa del professor Mario Rigoni, un insegnante per molti anni nella scuola da Ponte di Bassano e anche dirigente, fondatore della applausi per lui. A 91 anni è scomparso questa figura di dirigente dell'atletica di Bassano, quindi abbiamo celebrato e reso omaggio a questa figura di dirigente. E ora si può partire con le gare e sta per partire la gara del salto in lungo, cioè dei 400 ostacoli, mentre nel salto in lungo la prossima a saltare sarà proprio Eleonora Andreis. 400 ostacoli che stanno per partire con Alessandra Solomon, Sara Debi, Danita Jones e Eleonora Morao dalla seconda alla quinta corsia.
Tanto le immagini vanno ad inquadrare proprio Eleonora Andreis, che con 5,73 sta guidando la gara del salto in lungo, mentre sono sui blocchi le concorrenti. Poi ecco, nullo il salto di Eleonora Andreis, quindi andiamo con le immagini sulla partenza dei 400 ad ostacoli donne. Attenzione alla quinta corsia, mi pare che ci sia anche una defezione, manca Danita Jones in corsia 4. Sono tutte e tre della Silca Conegliano, le concorrenti in gara, quasi una gara sociale questa, con la partenza decisa di Eleonora Morao in corsia 5, un personale di 1.02,64 per l'atleta originaria dell'Atletica Vedelago, e ora in forza alla Silca Conegliano. Ha preso un notevole margine di vantaggio dopo il quinto ostacolo. Vediamo Eleonora Morao sempre al comando. Bene si sta comportando all'interno anche Alessandra Solomon in corsia 2. Si presenta all'8º ostacolo al comando sul rettilineo finale Eleonora Morao. Ancora un ostacolo che la separa dalla zona del traguardo e va a conquistare il titolo di campionessa regionale Eleonora Morao. Attenzione al tempo, perché chiude col primato personale 1.01,81, quindi un notevole, sostanzioso miglioramento, anche quasi un secondo di miglioramento per la trevigiana. Quindi già si inizia con risultati di notevole interesse questa manifestazione, con la vittoria di Eleonora Morao della Silca Conegliano, che ha abbassato di 8 decimi il primato personale nei 400 ad ostacoli. E diciamo buon tempo anche per Alessandra Solomon, anche se non arriva al primato personale. Tanto nell'alto è stata portata a 1,80 l'asticella, quindi 80 non sono ancora misure di notevolissimo valore, però già comincerà ad esserci una certa selezione. Ecco, proprio in pedana il giovane atleta Spigarolo, di cui parlavo in precedenza, ha vinto qualche titolo italiano nelle categorie giovanili, un personale di 2,16, e sta cercando di ritornare ai suoi livelli. Una rincorsa breve, perché la preparazione probabilmente non gli permette ancora di affrontare la rincorsa completa. Davide Spigarolo, dicevo, come già ricordato in precedenza, figlio di Gabriella Dorio e di Carlo Spigarolo, ha un personale di 2,16 e dopo un lungo periodo di inattività per infortunio sta cercando di ritornare sui suoi livelli. Ora verranno alzati gli ostacoli e si correrà la serie unica ancora dei 400 ad ostacoli maschili, con una serie di protagonisti che andrò a presentare tra poco, che conferiscono alla gara un certo livello tecnico anche notevole. Mentre mi arriva in questo momento il risultato ufficiale, diciamo, della gara del salto del martello uomini, con la vittoria di Michele Friso della Sindustria Padova, che vince con 58,46 davanti a Marco Piva 50,53, Giuseppe Cazzavillan Vissabano, Marco Piva della Vicentina, Giuseppe Cazzavillan de Vissabano con 47,34, Sebastiano Marrone, giovane junior al primo anno di categoria, con 45,90, Omar Venuda, un altro giovane junior in crescita del COI in Venezia, 45,43. Sono questi i migliori risultati per quanto riguarda la gara del martello. Prosegue intanto la gara del salto in lungo donne. Ora ha già saltato Luisa Sinigaglia, ora Elena Soligo della Silca Conegliano, che ha un personale di 5,30. Vediamo cosa ottiene con questo salto la portacolori della Silca Conegliano. Salto intorno ai 5 metri, qualcosa di più forse. Vediamo
cosa dirà il tabellone ufficiale. 5,15 per Elena Soligo. 5,15 mi pare che abbia ottenuto anche nel primo salto, quindi molto regolare la trevigiana. Questo era il salto di Federica Buzzo. Federica Buzzo, giovane atleta della categoria allieve dell'Atletica Riviera del Brenta, una società in crescita anche questa, che ha un grosso movimento giovanile e che negli ultimi tempi sta ha fatto un accordo con la Biotecna per far confluire le atlete della categoria allieve nella società Riviera del Brenta, mentre gli atleti della Riviera del Brenta e della Biotecna confluiscono nella Biotecna e quindi si creano due società, una maschile e una femminile, di notevole livello. Quindi anche questo anche in vista delle manifestazioni di società che già sono iniziate con le due fasi del campionato, e quindi c'è già una classifica provvisoria, e poi ci sarà una successiva fase in settembre con le finali a oro e argento e con le finali interregionali. Sono pronti dietro ai blocchi i concorrenti della serie unica maschile. Andiamo a vedere la composizione di questa serie dei 400 ad ostacoli, mentre si sta misurando nel lungo. Purtroppo non si gira il tabellone. 5,08 per Jasmine Surian della Silca Conegliano, buona prestazione anche per lei. Sta per iniziare anche, tra poco inizierà anche la gara del lancio del disco femminile, con una quindicina di atlete iscritte. Numerose atlete hanno personali superiori ai 30 metri. E vediamo la composizione della serie unica dei 400 ad ostacoli. Enrico Tirel della Biotecna Marcon in corsia 1, accreditato di 52,61. Poi in 2 Giacomo Zuccon del Treviso Atletica con 56,70. Corsia 3 per Marco Perbellini dell'Atletica Insieme New Food Verona. In 4 Jonathan Bianchi del gruppo atletico Bassano, 52,50. 5 Alberto Antiga del Ponzano, ed in 6 Francesco Filipponi della Biotecna Marcon. I due più quotati correranno in prima ed in quarta corsia. Enrico Tirel e Jonathan Bianchi, entrambi hanno personali molto simili, 52,61 e 52,50. Partita la gara e subito si mette in evidenza in corsia 6 Francesco Filipponi della Biotecna Marcon, ma anche Jonathan Bianchi si fa vedere in corsia 4, longilineo atleta del gruppo atletico Bassano in grande crescita. Anche Enrico Tirel in corsia 1 ha annullato il decalage nei confronti di del giovanissimo Giacomo Zuccon, ed ecco Tirel che avanza all'interno con Jonathan Bianchi che è ancora in vantaggio quando si entra nel rettilineo. Ancora un leggero vantaggio di Jonathan Bianchi che sta allungando sul finale. Purtroppo inciampa sull'ostacolo l'atleta di Bassano e va a vincere Enrico Tirel con un tempo molto vicino al primato personale. Peccato per Jonathan Bianchi che stava correndo anche lui sul filo del primato personale. 52,83 il tempo di Enrico Tirel. Speriamo non sia niente di grave, mi pare non ci siano problemi per quanto riguarda la salute dell'atleta, che si rialza e si porta verso la zona di arrivo, consolato in questo caso proprio dalla dirigente
nonché ex grande atleta, che forse dopo con la quale avremo modo di parlare, Gabriella Dorio, che è l'anima praticamente dell'atleta, insieme al marito Carlo Spigarolo sono le due anime dell'atletica bassanese.